Buonasera a tutti, eccoci qui alla diretta del lunedì sera delle 21:30, che è diventata la diretta delle 21:32, ma comunque siamo qui, nonostante il caldo disperato che c'è dalle mie parti. Non so da voi, so che in alcune zone d'Italia ha cominciato a fare un po' di fresco, un po' di respiro, qualche pioggia, forse da qualche parte anche qualcosa di più di qualche semplice pioggia, comunque mi farete sapere come va dalle vostre parti. Intanto vi ricordo quali sono gli appuntamenti della settimana, che abbiamo iniziato appunto con la diretta sul mio canale YouTube. Torneremo mercoledì sera sul canale YouTube del Marietto Veneziano, questa volta saremo separati, io qui, lui da un'altra stanza. Ovviamente saremo appunto sul canale YouTube del Marietto Veneziano mercoledì sera alle 20:30 e questa sera e venerdì sera, cioè lunedì e il venerdì in genere abbiamo un appuntamento sul mio canale YouTube sempre alle 21:30 e poi chiudiamo la settimana sabato alle 16 sul canale YouTube del Marietto Veneziano. Dunque ci alterniamo, però appunto vi diamo sempre delle risposte. Un giorno mi piacerà cambiare un pochino, perché vi rispondo sempre con le sibille, ma un giorno magari, se vi farà piacere, potremmo provare a giocare con l'astrologia antica. Bene, detto questo, vedo che ci sono comunque già delle persone, vi ricordo dunque, perché probabilmente ci sono delle persone nuove che non sanno, vedete c'è rimasto sullo schermo Marietto Veneziano e Hildegarda, purtroppo non è più così, va bene, però almeno per questa sera, comunque va bene, vi lasciamo scritto questo. Allora, ricordo perché dicevo appunto ci saranno sicuramente delle persone nuove, dunque a queste persone do indicazione su come esporre la domanda e sui dati necessari per formulare correttamente la domanda. Altri mi perdoneranno, l'avranno già sentito fino alla nausea, ma repetita iuvant, dicevano. Dunque, mi raccomando, quando formulate la domanda dovete mettermi il vostro nome, la vostra data, una domanda che escluda una doppia opzione. Dunque, se siete indecisi o volete sapere se andrà così o pomì, chiedetemi così o chiedetemi pomì, non chiedetemi tutte e due le cose. Dunque, una domanda chiara che preveda una risposta possibilmente chiara, giustamente. Più è chiara la domanda, più è chiara la risposta. Se chiedete su qualcun altro, anche per cortesia, il nome e la data della persona di vostro interesse. Benissimo. Allora. Che caldo. Comincio col salutare il mio ventaglio di fortuna, no scherzo, comincio col salutare gli amici che si sono collegati. Ciao Katia, ciao Manu, ciao Michelle, ciao Imma. Oh Imma, beh, questo fine settimana ci vediamo, se non sei in giro ci vediamo. Oh Fiore, Fiore, ti devo ancora fare quella cosa là, perdonami, lo farò al più presto. Allora, ciao Antonio, ciao Tiziana, ciao Chiara, ciao Assunta, ciao Tonia, oh che piacere, ogni tanto torni a trovarmi. Ciao Loredana, ciao Barbara, mi sembra di sentire questa Barbara per la prima volta, anche Cristina, ciao Blue Moon, ciao Cira, allora ciao Selli, ciao Liana, ciao Daniela, ciao Marianna, ciao Giovanna, ciao Miri, ciao Rosa, quanta bella gente, ciao Deborah, Misticanza. Allora, ciao Italia. Mm. Oh, io ti aspettavo, sai Italia, oggi volevo scriverti com'è andato questo weekend, ma me lo vedo da sola col tuo permesso, visto che c'è quella domanda. Allora, ciao Tam, ciao Roberta, ciao Duilia. Bene, oh, sentite, è tanto grezzo se mi metto una molletta, perdonatemi, ma io non ce la faccio più. Vediamo se riesco a fare una cosa dove sembro mezza decente, mamma mia, scusate, ma veramente, cioè, non riesco nemmeno a concentrarmi. Oi, oi. Scusate,
Bene, non sono proprio il top della fotogenia, io sono più fotoigienica che fotogenica, però non importa, vi interessano le risposte e non certo il mio aspetto. Andiamo avanti, dunque cominciamo più che andiamo avanti, ho già tergiversato 7 minuti, ve li recupero, promesso. Cominciamo dalla prima domanda, Michelle. Ah, abbiamo Luigi, a volte al pomodoro, a volte al burro, vite il tonnè. Stasera abbiamo Luigi in un'altra sfumatura. Vorrei sapere se su mia madre Rosa, 9 maggio 70, ci sono delle persone che le vogliono male. Ah, no, non è Luigi. Ah, ok, meno male. Ok, vediamo se c'è qualcuno. Mm, ma certo, Michelle. Vediamo Rosa, 9 maggio 70. Forza Sibille, vediamo se c'è qualcuno che vuole male a questa donna che si chiama Rosa, 9 maggio 70, oppure no, magari no. Eh, Vediamo di spingere un po' indietro così abbiamo una visuale più estesa sulle... No, lo faccio così le vedete voi. Allora, vediamo un pochino la situazione per Rosa, consolante sorpresa, donna di servizio, dottore falsità, prigione. Direi che nel passato non è che più che volerle male, qualcuno magari non è stato completamente sincero con lei. Qualcuno probabilmente per cui tua madre si è anche data da fare, cioè c'è stato probabilmente tua madre ha dato una mano, ha accudito, ha aiutato una persona in un momento in cui questa persona si trovava in difficoltà, ma questa persona non è stata comunque né grata né sincera con tua madre. Al momento non penso che ci siano grossi problemi, diciamo che mi sembra che la tua mamma abbia altre preoccupazioni in questo momento e a questo punto. Penso che sia veramente un pochettino in pensiero, un po' preoccupata, forse più di quello che dia a vedere. Ma sì, vabbè, effettivamente qualcosina c'è. Deve fare attenzione, sembra più che altro qualcuno che voglia un po' intromettersi in qualche cosa che ha già tua madre, non so, o nella sua relazione, o nei suoi rapporti, o nel suo lavoro, perché questa è una carta molto generica, parla di incontri, parla anche di rapporti, ma che non sono soltanto sentimentali, possono essere anche rapporti lavorativi. Dunque, non conoscendo bene il tipo di vita che conduce tua madre, non sono certa di poter dire se sia una persona che è attenta in qualche modo al suo legame, magari con tuo padre, oppure se è un qualcuno che dovrebbe incontrare nel prossimo periodo e che potrebbe darle qualche pensiero. Però guarda, niente di che, a dir la verità, forse è possibile che una vecchia amicizia vada ad allontanarsi in futuro. Però guarda, penso che si sia già lasciata alle spalle buona parte delle persone che non erano più funzionali, diciamo così, alla vita della tua mamma. Poca roba, via, più che altro roba del passato, ecco. Allora, sì, Manu, certo che puoi chiedermi del lavoro, ma io ho bisogno della data, altrimenti non riesco a risponderti. Andiamo avanti. Allora, Katia.
tornerà dopo la discussione Andrea 7 dicembre 70 e Katia 28 febbraio. Anno sconosciuto. Katia, riesci a mettermi la tua data? Magari l'hai scritta. Ah, ecco, 75, perfetto, brava. Era sotto. Allora, va bene che l'età a una donna non si chiede mai, mancava proprio l'anno. Allora, vediamo se Andrea torna dopo la discussione. 7 dicembre del 70, Andrea, Katia, 28 febbraio, cioè, già è caduta questa, si farà sentire presto. Guarda, tanto per non sbagliare è caduta anche questa, dunque te lo confermo. Allora, vediamo un po'. Ma sì, certo, magari ci sono degli aspetti da sanare, eh? Me la siete fatta sì la bella discussione. Allora, dunque, bambino, belvedere, disgrazia, lettera e domestico. Dunque qui abbiamo una discussione che probabilmente è nata legata o a un qualcosa di nuovo, un nuovo progetto, o l'attesa cioè il bambino con la carta dell'attesa, potrebbe essere che la discussione sia nata per una gravidanza, oppure per un nuovo progetto, o l'arrivo di qualcuno o qualcosa, comunque vi ha messo in difficoltà e vedi, disgrazia con lettera, chiaramente è stata una lite, una lite che, per il mezzo di parole, no? Con lui che comunque continua a essere un uomo molto disponibile. Abbiamo al presente artista, morte, pensiero, deliranti. È chiaro che lui sta cercando delle soluzioni. Non so quale sia stata, poi, a parte quello che posso intuire dalla lettura, dunque non conosco cosa sia stato l'argomento della vostra discussione, quale sia stato, intendo dire, e in che termini abbiate discusso, a parte che vedo che probabilmente i toni erano piuttosto accesi, però lui sembrerebbe proprio che stia pensando, sta riflettendo sia su come affrontare la cosa, ma anche sulle cose che vi siete detti, perché comunque Deliranti è una carta che coinvolge sempre, eh, già solo dalla parola, il fatto che siano deliranti, cioè che dicano delle cose come se straparlassero, dunque probabilmente sono state dette anche cose che non pensavate veramente, in un momento magari un po' così di incomprensione, dunque è lì che pensa su cosa ci sia di vero su quello che vi siete detti. Abbiamo poi sospiri, allegria e vecchia signora, dunque anche qui diciamo che questo, non vorrei essere cattiva nella lettura e vedere magari una cosa, però sembra che questo allontanamento faccia felice una signora anziana. In realtà comunque vedi che tu sei la donna del cuore, c'è poco da fare, tornerà, vi sentirete ancora, cioè il rapporto è molto solido nonostante tutto. Comunque c'è sicuramente un cambiamento nel suo atteggiamento, e c'è qualcosa che sicuramente dovrete andare a chiarire, ci sono degli ostacoli che si sono creati, qualche cosa di imprevisto e di nuovo. Bene, spero Katia di averti risposto. Passiamo alla prossima domanda, io nel frattempo mi sono data una mezza sistemata. Allora, Manuela, 26 gennaio 81, vediamo se trovi lavoro. Ma che caldo fa!
Manuela, 26 gennaio 81, ditemi se trova lavoro, grazie. Ok. Allora, va bene, spero che si vedano. Ammalato, conversazione, artista, dispiacere e pensiero. Dunque, diciamo che recentemente sei stata un po' abbattuta, probabilmente c'è stato un colloquio di lavoro che non è andato tanto bene e dunque sei ancora lì, cioè in passato recente si chiude con te che cerchi soluzioni, dunque che pensi, immagini quello che puoi fare o come puoi appunto dove, a chi rivolgerti. Ecco, ti vedo recentemente ti vedo impensierita, ma è un pensiero attivo, diverso dall'abbattimento della prima carta. Qua è proprio una chiusura in se stessi, quasi la sensazione di non trovare soluzioni, ma anche se il colloquio non è andato bene, comunque ti ha dato una smossa. Dunque, vediamo il presente: fedeltà, domestico, stanza, malinconia. Dunque, anche qui sembra che o tu lo abbia appena fatto o che tu debba farlo imminentemente, un colloquio con un po', diciamo, non un esito, diciamo, al top. Probabilmente potrebbe essere un lavoro nel quale o per il quale ti aiuta una persona a te cara che comunque spesso ti sostiene o ti appoggia, oppure una persona molto servizievole, molto collaborativa, e può essere che ti procuri un colloquio. Dunque diciamo che qualcosa si muove, ma ti lascia un po' quell'amaro in bocca, non pieno a pagamento. Comunque può essere che l'esito non sia immediatamente positivo, però ascolta: viaggio, consonante sorpresa, amatrice. Dunque, secondo me le cose sono due: o è necessario che tu ti sposti e che dunque tu possa cercare o trovare qualche opportunità che è descritta da questa carta lontano, non proprio dietro casa, ecco, ma magari spostarti un pochino. Non sto dicendo che devi cambiare nazione, però magari devi cercare un pochettino, estendendo il cerchio, il raggio di ricerca, e potrebbe anche avere a che fare con un lavoro che hai già fatto in passato. Per quanto riguarda però poi il prossimo futuro, diciamo, abbiamo qua vedovo e vecchia signora. Dunque o ti troverai a lavorare per una donna anziana, mh? Oppure, beh, non mi dispiace questa lettura qua, la sento possibile, che tu possa essere chiamata in causa da un uomo magari che ha una madre anziana e non riesce a seguirla da solo, oppure può proprio voler dire che chiuderai in modo totale e completo con il passato. Dunque, se prima ci dà un indizio di un qualcosa che ha a che fare con un lavoro che hai già fatto nel passato, poi però ti chiede di chiudere col passato. Ma a quanto pare andrà bene, c'è comunque un'opportunità vincente alla fine, c'è, anche se potrebbe proprio essere legato a qualcuno, a qualche persona anziana, qualche assistenza o cose del genere. Ora, esito, amante, omaggio di preziosi, sacerdote, prigione. Diciamo che mh,
hai forse anche ricevuto qualche proposta, però nonostante ci siano state delle occasioni, in realtà qualcosa non è andato proprio come speravi. È un pochino ferma la situazione, magari ti senti come se non, ehm, tu abbia fatto delle scelte sbagliate, magari hai perso qualche occasione, e dunque adesso è un po' più difficile rimettersi in pista, però te l'ho detto, devi non cercare dietro casa. Magari mi scriverai che già hai fatto ricerche nei dintorni, sono sicura, però è probabile che la risposta contenuta nelle sibille sia una conferma del fatto che effettivamente hai fatto bene a cercare al di fuori anche della città dove stai, perché è lì che penso tu abbia qualcosa poi. Bene, andiamo avanti e rispondiamo adesso a Loredana. Loredana, vediamo. Anche tu ti rispondo per la prima volta, sono sempre molto contenta di rispondere, almeno ho questa sensazione, perché non è che cominciano a ricordarvi tutti, però mi sembra che è la prima volta che mi interroghi, dunque ti rispondo volentieri. Allora, rispondo volentieri sempre a tutti, però mi fa molto piacere quando appunto lasciamo spazio anche a persone nuove. Dunque, Loredana, volevo sapere se Sebastiano ritorna. Loredana 16 giugno 73, Sebastiano 25 settembre 63. No, allora, 16 giugno è una data che conosco bene, a cui ho già risposto, dunque sì, effettivamente anche il nome Sebastiano mi è familiare, dunque ti devo aver già risposto in passato. Allora, però vediamo perché non mi ricordo. Ciao, sono Loredana, volevo sapere se Sebastiano ritorna. Ok. Sebastiano, ditemi se torna Sebastiano da Loredana, grazie. Beh, allora, vediamo un po'. Donna maritata, stanza, allegrezza al cuore, vedovo speranza. Allora, abbiamo una situazione del passato dove comunque il rapporto sembrava piuttosto solido, no? Abbiamo comunque un rapporto che veniva conservato, comunque mantenuto, che era basato anche su una buona intimità e perfino attrazione. Comunque direi che insomma nel passato non c'era qualche grosso problema o comunque c'era abbastanza armonia, sicuramente un'intesa fisica. Il vedovo e la speranza. Qua le cose possono essere, cioè ci possono essere più opzioni. O lui era vedovo, o a un certo punto ha deciso di chiudere. Mm? E forse era un rapporto difficile per lui da gestire perché il coinvolgimento rischiava di essere troppo importante. Forse questa donna maritata è perché lui era già in un rapporto. Mi è difficile dare un'interpretazione senza le chiavi di interpretazione, perché so solo quello che mi scrivete, dunque le carte possono voler dire più cose, dunque io cerco di tirar fuori un senso da quello che vedo. Però non ha chiuso, cioè ha chiuso ma ha lasciato una piccola porta aperta. In fondo potrebbe anche
Potrebbe anche aver voluto dire che se non ti aspettavi nulla, o comunque se accettavi le cose per come te le poteva dare, potevate, ancora continuare. Comunque non è tutto perduto. In effetti abbiamo poi la linea del presente: falsità, gran consolazione, costanza e leggerezza. Dunque abbiamo come dire, forse qualche illusione al momento, qualche sogno, qualche, proiezione che non ha molto cioè adesso, in questo momento, non è verosimile che lui ritorni. Ecco, questo penso che vogliano dire, perché falsità e gran consolazione è come se ti stessi illudendo, no, però attenzione, costanza, leggerezza. Dunque devi pazientare con leggerezza, devi cioè mentre lo aspetti chiaramente non devi rattristarti, ma avere un atteggiamento positivo, perché effettivamente vedi che nel prossimo periodo abbiamo di nuovo una specie di contatto. Ora dirti che vi incontrerete, vi vedrete, non lo penso, non fisicamente, non subito, è più l'arrivo di una qualche notizia o una qualche sua comunicazione. Dunque prima che lui arriverà qualcosa che proviene da lui. Abbiamo donna di servizio e attesa, tormento, no, sospiri. Dunque diciamo che militare anche chiude. Dunque, è una chiusura ancora particolare dove vedi che ancora non c'è ancora lontananza, ancora non c'è un incontro e probabilmente ci sono delle difficoltà da superare o addirittura un segreto da mantenere. Dunque, ancora, cioè se il tuo desiderio o comunque il motivo per cui avete discusso era per avere nella speranza di avere un rapporto ufficiale o qualcosa di vissuto alla luce del sole, non credo che sia possibile ancora. Qui si impone il segreto, si impone la privacy, la riservatezza o comunque si impone una lotta, non sarà semplice. Anche perché ci sono delle situazioni problematiche, vedi, c'è gelosia, c'è rabbia, ci sono ancora delle cose. mh, Attenzione perché l'esito comunque non è positivissimo, possono esserci altre discussioni, probabilmente addirittura consumate telefonicamente, nemmeno di persona, all'inizio e poi un incontro, sì, ma non sereno, cioè non è un incontro, vedi, tra disgrazia e gelosia, un incontro da stare allegri, Ancora, c'è ancora un po' di sospeso. Vediamo un po'. Barbara. Buonasera, vorrei sapere se Francesco, 12 settembre 84, tornerà da me. 4 dicembre 84. Barbara, vediamo un pochettino. Vediamo, ditemi se Francesco, 12 settembre 84, torna da Barbara, 4 dicembre 84. Grazie. Beh, già il taglio è di buon auspicio. Allora, vediamo se le inquadro tutte. Ecco qua, senza inquadrare i rotolini della pancetta. Allora, l'amante
Allegrezza al cuore, vecchia signora, vedovo, amore. Allora, qui qui abbiamo una situazione un po', particolare. Comunque c'era, nel passato uno slancio, di questa persona che sembra proprio che fosse innamorato. Abbiamo detto che si chiama Francesco. Dunque Francesco, era abbastanza lanciato, però vecchia signora vedovo, io non so se, ehm, possa c'entrare la madre di lui, che magari è rimasta vedova e dunque sola, o se un vecchio rapporto gli ha portato dei rimpianti, mh, oppure se a un certo punto, ehm, vi siete un pochino allontanati, la cosa è diventata, cioè magari il rapporto è diventato come quei rapporti vecchi, sempre uguali e che poi si perde, perde di attrazione, perde di, non lo so. E qua comunque a un certo punto c'è stata un'interruzione, no, c'è un'interruzione dell'amore, la fine di un amore, Vediamo al presente. Donna di servizio, Imeneo nemico, allegria. Beh, tutto sommato non è una linea brutta. Al presente sembra proprio che una qualche opportunità, impegnandosi un po', potrebbe esserci, di riconciliare, anche se c'è ancora qualcosa che non è a posto, perché c'è ancora la carta del nemico, dunque o veramente qualcuno che si impiccia, che cerca di ostacolare, di creare confusione, oppure effettivamente ci sono degli impedimenti, al di là, ecco, proprio delle persone fisiche, ma proprio si creano ostacoli, difficoltà all'allegria, diciamo così, al buon esito, perché comunque partiamo dal presupposto che al presente uno spiraglio con della buona volontà lo si trova, mh? Allora, nel prossimo periodo, sospiri, dottore, lettera. Dunque, tu stai aspettando e aspetterai ancora un po', dunque questa attesa si si espanderà, quasi come se, tu non riesca nemmeno più a ricordarti da quant'è che aspetti, talmente hai tanto quella sensazione di ehm, di dover attendere un tempo indefinito. Però mi sembra che vadano a superarsi alcuni impedimenti, forse anche grazie all'intervento di qualcuno che, potrebbe anche, dare una mano, oppure può anche essere che arrivi una comunicazione ufficiale dove non vedo però una separazione, non c'è la carta di, cioè non so neanche se siete sposati o che tipo di rapporto o relazione abbiate, però, comunque potrebbe arrivare una comunicazione non tanto, non necessariamente positiva, oppure addirittura che qualcuno darà una mano, per appianare queste divergenze. Gran consolazione, morte e consolante sorpresa. Dunque, forse è il caso di smettere di sognare e andare invece a raccogliere quello che si è seminato. Dunque, anche qui proprio un ritorno non sembra essere chiaro, è come se qualcosa debba essere prima chiuso, c'è un qualcosa che va chiuso e, messo a posto e poi arriva il risultato. Dunque
comunque alla fine un risultato positivo sembra esserci. Vediamo le carte di esito: Gran Signore, Fortuna, Ammalato, Costanza. Dunque, le difficoltà sembrano più grandi di quelle che sono. In realtà sembra proprio che, portando un po' di pazienza, il Gran Signore, perché tu lo vedi così lui, diciamo che rimanifesterà, o comunque abbiamo l'esito Costanza. Dunque, diciamo che mi sembra abbastanza ottimistica come stesa. Vediamo un po', andiamo avanti, vediamo Cristina. Cristina, un giro sull'amore. 3 giugno 75, vediamo l'amore per Cristina. L'amore per Cristina nel prossimo periodo. Grazie. Il taglio parla di un prossimo incontro. Sono in diretta, dimmi. Ma dunque Cristina, speranza, domestico, amore, sospiri, bambino. Dunque nel passato diciamo che qualcosa è nato con un uomo, che possibilmente è un uomo bruno, e, piuttosto piacente, volenteroso, insomma una persona, poteva essere anche a posto, ma forse non era proprio quello che desideravi. E alla fine comunque, cioè, si è allontanato proprio all'inizio, non siete neanche andati tanto lontani. Adesso abbiamo al presente Ammalato, allegrezza al cuore, fedeltà e Gran Signore. Dunque a me sembra proprio che ci sia una certa preoccupazione, però in realtà ci sono delle opportunità, perché allegrezza al cuore parla della possibilità di provare attrazione, o di avere più di un interesse, e magari questo ti porta a questo abbattimento. È possibile che tu al momento non sappia cosa devi scegliere e che magari sei combattuta fra 2 persone, però alla fine, cioè alla fine sei tentata, comunque la persona che si direbbe più giusta per te è un uomo di un certo tipo, un uomo comunque che ha una sua posizione sociale molto, molto valida, un uomo comunque molto disponibile nei tuoi confronti, generoso, un uomo che si sa anche prendere cura, no? Cioè, il classico re di coppe, va? L'uomo giusto, se vogliamo. Dunque qualche possibilità che sia già tra le opzioni che hai intorno a te è alta, altissima oserei dire. Mercante, donna maritata, lettera. Dunque questa è un po' più difficile. Io non è che ti conosco Cristina, dunque non so in che situazione sei, non so se al momento stai lavorando o se avrai necessità comunque di occuparti della tua famiglia, o qua menziona il posto di lavoro, dunque magari è lì che hai una possibilità di conoscere qualcuno, incontrare qualcuno o cominciare a dialogare con qualcuno. Però sai, con questo Gran Signore già qui, dunque
potrebbe essere una situazione parallela o qualcosa che comunque questo Gran Signore sia collegato al tuo lavoro. Ad ogni modo, prigione, conversazione, falsità. Devi comunque fare attenzione a, a delle situazioni senza sbocco e che possono essere basate su, non sulla sincerità, ma su magari situazioni di compromesso o di comodo. Guarda, credimi, sto facendo fatica a leggertele perché non riesco a capire, vedo delle persone veramente intorno a te e vedo comunque la possibilità che tu debba scegliere. Mi auguro che tu scelga la persona giusta, anche se vedo che poi più avanti comunque qualcuno proverà a, non dico incastrarti, ma comunque a tenerti vincolata con delle chiacchiere che in realtà non hanno un fondamento. Vediamo un pochettino come esito abbiamo un esito però non è un bell'esito, abbiamo gelosia, ladro, deliranti, nemica. Dunque, sinceramente, in amore ti devi guardare anche alle spalle, eh. Se sei già in coppia, attenta a qualcuno che cerca di insinuarsi nel tuo rapporto, oppure, non lo so, qua c'è gelosia, qualcuno che cerca di portare zizzania o comunque qualcuno che cerca di creare appunto confusione o di colpirti in qualche modo. Mm. Boh, mi farai sapere poi tu se vorrai qualcosina. Ok, allora rispondo all'ultima domanda, perché con questo caldo sto veramente soffrendo. Rispondo a Sally, che si chiama Federica, dunque, ciao Hilde, vorrei sapere perché le mie amiche si sono comportate male e se continuano. Giusy 2 luglio 90, Silvia 3 dicembre 90, Federica 28 settembre 90. Vediamo un pochettino, allora queste amiche, vediamo perché si sono comportate male e come andrà. Allora. Ma sai, è nato tutto da motivi futili, a quanto pare. Cioè, non c'era qualcosa di veramente. Vediamo un pochettino comunque. Ma allora, intanto una persona fra loro, ops, scusa, non credo che tu la veda, ecco qua. Una persona fra loro, anche tutte alla fine si sono trovate un pochino, vedi, c'è militare e sacerdote, dunque dispiacere, allegria, omaggio di preziosi, abbiamo comunque una linea dove i rapporti si sono raffreddati tanto, è come se si fosse creato un segreto fra voi, come se neanche una competizione, perché la competizione sarebbe stata ehm, più prevedibile dove fosse comparso il pavone, no? La superbia. In questo caso è proprio come se ci sia un segreto che vi abbia allontanate, qualcosa che magari non ti è stato detto, non è stato condiviso, dunque c'è un qualcosa che ha raffreddato un po', o il sospetto di qualcosa, oppure una discussione, te l'ho detto, una discussione di poco conto che in realtà ha creato un pretesto per giudicarti alle spalle. Allora, allegria, omaggio di preziosi. Comunque, diciamo che
è stata appunto una situazione, ma ti dico strana, come se, in fondo non è stato un motivo veramente serio, veramente profondo, però potrebbe essere nato da un'occasione festosa, vedi un po' tu se ricordi una serata in cui siete uscite o una festa che avete fatto, non ho idea, ma qua c'è qualcosa che non ti è stato detto e che le ha messe nella condizione di giudicarti. Andiamo avanti. Fedeltà a casa, giovane fanciulla e conversazione. Guarda, a me sembra proprio che comunque appianerete. Mhmm, cioè quello che vedo, non è brutto, okay, dunque si tornerà ad avere intimità, ad avere unione, affiatamento molto presto, già da subito, e comunque ritengo che, a parte forse un piccolo episodio che però non arrecherà danno, il resto sono carte molto positive che parlano appunto della possibilità di appianare le divergenze, di ritrovarvi, anche perché probabilmente non sono solo delle semplici amiche, con te condividono anche qualcos'altro, forse un lavoro o comunque c'è un qualcosa che andrete a fare. Okay, c'è qualche ostacolo, come ho detto, però poi alla fine, insomma, non è male. Anche l'esito è molto positivo. Vedi che, c'è di nuovo, uhm, è vero che magari c'era un precedente accordo che si è, s a almeno al momento attuale si è incrinato, no, però, c'è ancora l'affetto e come vedi ci sarà un'occasione per mettere le cose in chiaro. Bene, detto questo, concluso con, abbiamo detto, Federica. Io vi ricordo l'appuntamento di mercoledì sera sul canale YouTube del Marietto Veneziano alle 20:30, vi risponderemo in due, il Marietto Veneziano col pendolino, io con le sibille. Vi ricordo inoltre che ovviamente vabbè, sul canale YouTube del Marietto Veneziano, dunque se non lo avete ancora fatto iscrivetevi così che potrete commentare in diretta. Inoltre sono disponibile per consulti privati a pagamento, il consulto ha un costo di 20 €, una durata di 45-50 minuti, viene redatto con le sibille, la radiestesia e l'astrologia antica, dunque io mescolo più discipline per poter dare appunto una risposta approfondita. Chiedo il pagamento anticipato, il mio viso è questo, la mia persona è questa, non ho mai settato un appuntamento, non ho mai preso soldi a nessuno se non dietro un lavoro, dunque è stato pagato un compenso legato al mio lavoro. Detto questo, perché vi dico questo? Perché magari qualcuno non capisce o ha perplessità perché ha preso fregature in giro quando spiego che si paga anticipatamente il consulto, ma in fondo è un consulto che costa 20 €, non è che vi sto portando via un braccio, ma è per evitare di aspettarvi io inutilmente, perché è capitato e dunque non voglio che capiti più. Del resto, se pagate già, siete voi i primi interessati a presentarvi all'orario. Bene, detto questo, io vi ringrazio per aver trascorso la serata con me, spero di avervi dato, anche se non a tutti, le risposte che cercavate. Per quelli a cui non sono riuscita a rispondere, rinnovo l'invito di tornare mercoledì sera sul canale YouTube del Marietto Veneziano alle 20:30, dove vi risponderemo in due. Grazie ancora a tutti, un buonissimo proseguimento di serata e a presto dalla vostra Hilde. Buonanotte.